Federica la Lega al bivio dopo la cancellazione del vertice previsto a Mogliano. Servono sincerità, voglia di mettersi in discussione, ha spiegato il governatore ai nostri microfoni. Cittadella dello sport verso l'inaugurazione, la probabile data sarà quella del 31 luglio, bandita dal comune di Trieste la gara per la gestione dell'area tra basket, beach volley, tennis e skate. Completata la Bow Beach di Barcola, montato anche il cancello di sicurezza per i cani dopo il realizzo della gradinata a mare e l'installazione della doccia dedicata ai quattro zampe. Il fiuto del cane Conan incastra lo spacciatore delle scuole, un quindicenne che aveva con sé oltre 3.000 euro in contanti e una lista di clienti, pregiudicato per droga, gestiva un traffico considerevole, operazione della polizia locale. Dal 1 luglio torna il volo Trieste-Milano-Linate, annunciati anche nuovi collegamenti con la Sardegna, con gli aeroporti sia di Alghero che di Olbia. E la Newport Holdings LLC, la proprietaria ora della Pallacanestro Trieste, come preannunciato ieri dal nostro TG, il presidente sarà Connor Barry, intanto Trieste esclusa dalla BCL. Lezione a cielo aperto tra i sentieri del Carso per una cinquantina di bambini dei centri estivi, in campo i guardiacaccia e responsabili del centro naturalistico di Basovizza. Buonasera, buonasera e bentrovati alla nuova edizione serale del telegiornale di Tele4. I voli in partenza dalla base statunitense di Aviano sono logistici, interviene anche sulla polemica internazionale delle ultime 24 ore il presidente della regione Fedriga, che poi sulla Lega e i sondaggi in calo svela la ricetta antipropaganda. Ma prima di vedere il servizio andiamo a dare un'occhiata al sondaggio che mostreremo questa sera a Ring, ne mostreremo l'esito, vietare i social agli under 14 anni, il sì e il no ai consueti numeri. A Ring tra gli ospiti di Ferdinando Avarino, il generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato Maggiore, poi sul fronte politico Roberto Novelli di Forza Italia, Roberto Cosolini del PD, Alberto Budai della Lega e Maria Rosaria Capozzi del Movimento 5 Stelle, poi seconda parte dedicata ancora agli alpini a Gemona. Sentiamo il presidente della regione, Fedriga. I cittadini devono avere però anche la responsabilità di non credere e di non farsi affascinare da quello che è piacevole farsi sentire dire. Raccontando ai giornalisti il momento tutto particolare che sta vivendo la Lega in questi giorni, il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha implicitamente accennato a Futuro Nazionale e al generale Bannacci solo di sfuggita. Sulla fabbrica della nuova Lega Fedriga così ragiona. Noi dobbiamo non soltanto parlare di temi che interessano alla gente, ma anche l'approccio ci deve differenziare dalle altre forze politiche, l'ho detto più volte, mettendo in discussione quello che hanno fatto tutti, dal centrodestra al centrosinistra, nessuno escluso. Fedriga, fra l'altro, indicando la strada da percorrere, torna a quella necessaria sincerità che aveva caratterizzato la sua più recente campagna elettorale. Sono stufo di sentire i soliti slogan che dopo si traducono in una delusione post-elettorale. Penso che dobbiamo ricominciare a raccontare le difficoltà come abbiamo fatto ad esempio nella campagna del 2023. Io ho fatto una campagna nella quale ho detto chiaramente prima del voto, non dopo: se volete votare qualcuno che risolve i problemi della sanità in un giorno, non votatemi. La chiusura del cerchio è un ragionamento che lo coinvolge anche da amministratore pubblico. Conosco la complessità, bisogna fare passo dopo passo, sapendo che sono magari 3 passi avanti, uno indietro, altri 3 avanti, perché è difficile. Esattamente come in ogni lavoro, figuriamoci nella pubblica amministrazione così complessa, dove risultati fantasmagorici in un giorno non si ottengono. C'è stato nella chiacchierata con i giornalisti tutto sommato poco spazio per altro, soltanto un accenno ad esempio alla questione dei voli partiti da Aviano durante il conflitto Stati Uniti-Iran. Quelli logistici che sono partiti, sono voli di carattere logistico che è come previsto dai trattati con gli Stati Uniti. Leggermente più articolato il ragionamento sull'eventuale partecipazione della regione al raddoppio della centrale nucleare slovena di Krško, che sottolinea Fedriga dovrebbe sottostare ad un ragionamento basico. Capire quali sono le possibilità per agevolare il sistema produttivo di famiglie del Friuli Venezia Giulia su costo dell'energia è da fare. Piccola digressione con una nota: stamani Fedriga è intervenuto sulla questione Pedocin, agli onori della cronaca dopo la lite di sabato scorso, difendendo e ribadendo l'unicità dell'istituzione triestina. Allora, potrebbe essere inaugurata già il 31 luglio la cittadella dello sport di Barcola, i cui interventi per il realizzo dei campi sportivi sono stati finanziati attraverso il PNRR.
Bandita la gara d'appalto per la Cittadella dello Sport di Barcola, iniziativa dedicata a società senza fini di lucro come le ASD e le SSD, cioè associazioni sportive, fra cui molte si erano già interessate alla gestione, che hanno ora la possibilità di prendere in gestione il complesso sportivo dal 1° agosto di quest'anno sino al 31 luglio del 2035. Il Comune di Trieste, che peraltro si è già preso in carico il servizio di guardiania per il primo anno, consentirà al futuro concessionario di gestire con prezzi a pagamento che verranno concordati i campi da tennis e beach volley, mentre rimarranno gratuite e libere le aree dello skate park e del playground di basket. L'obiettivo è quello di dare vita a una gestione sana dell'importante opera realizzata in ossequio ai tempi previsti dal PNRR con fondi dedicati alla rigenerazione urbana pari a 4.700.000 euro. Elemento innovativo e interessante sarà il progetto che lo stesso futuro concessionario dovrà indicare nel bando per l'area dove erano previsti i campi da padel, poi mai realizzati dalla società privata che se n'era preso carico, che diventa una sorta di tela bianca da progettare. Dunque, chi si aggiudicherà l'area potrà decidere di realizzare a sua volta uno o più campi da padel e gestirli o fare proposte alternative. A mordere il freno per l'inaugurazione e in primis il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. È stata presentata la gara, entro luglio si apre. Entro luglio si apre, ok? Al momento l'inaugurazione è prevista per il 31 luglio, ma potrebbe slittare ai primi di agosto. Va precisato, ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici del comune Elisa Lodi, che i lavori realizzati, nello specifico i campi, le infrastrutture, l'illuminazione e i servizi di base, sono solo un primo tassello, ciò che poteva essere realizzato con i fondi del PNRR. Il comune, aggiunto, sta cercando ulteriori risorse per riqualificare tutta la zona. E ci spostiamo di poco a Barcola perché è stata completata questa mattina la cosiddetta Bow Beach con l'installazione del cancello di sicurezza, la spiaggia dedicata ai cani e ai loro padroni. Tuffi a 4 zampe a Barcola in libertà e sicurezza. Completata la Bow Beach, l'arenile dedicato ai cani e ai loro padroni, pensato per primo da Lorenzo Giorgi, consigliere comunale di Forza Italia nel 2019 e poi portato a termine dopo il periodo del Covid. Beh, una grande soddisfazione, l'ho pensata, disegnata artigianalmente, poi sono stati giustamente architetti ed ingegneri a portare avanti. Ho messo i soldi del demanio inizialmente, questo progetto parte nel 2020 in pieno Covid. Oggi lo inauguriamo, credo che sia una risposta di civiltà che Trieste, come tutte le città costiere e turistiche, devono dare ai proprietari di cani. Noi ne abbiamo più di 20.000 a Trieste, ma sono tanti i turisti che arrivano con l'amico a 4 zampe. La spiaggetta attigua all'ex bagno Cedas è stata aperta sperimentalmente l'anno scorso dopo il rifacimento del muraglione retrostante danneggiato dalle mareggiate. Poi, con un intervento di completamento per complessivi 336.000 euro di spesa, è stata conclusa nelle sue dotazioni, dalla realizzazione di una rampa gradonata e cancelletto di sicurezza alla sommità sino alla posa dei ciottoli in ghiaia di fiume. A protezione del manufatto i 2 moli a scogliera utili a ripararla dai frangiflutti. Ha avuto 2 step, un'apertura provvisoria lo scorso anno per permettere durante i lavori di realizzazione di quest'area che proprio non esisteva. Qui avevamo proprio la scogliera e direttamente il mare, di accedere al mare, e ora l'area definitiva. È stata montata ovviamente la recinzione in acciaio, verrà montato alla fine di questa conferenza stampa il cancelletto di chiusura per quanto riguarda l'accesso e l'uscita alla scalinata che poi ti porta alla spiaggetta, in modo tale di avere la sicurezza dei nostri amici 4 zampe che quindi non scappino sul lungomare. Abbiamo un doccino per lavarli a fine bagno e un accesso in una spiaggetta che abbiamo realizzato in sicurezza, con anche una barriera frangiflutti realizzata apposta, invitando quindi che eventuali maree alte possano distruggere tutto. Inevitabile la chiusa finale del sindaco, anche gli possessore di un cane da caccia. Si fanno le cose, si cercano di fare con tutte le difficoltà possibili e immaginabili, però guardate, è uno spettacolo. 4 zampe. Allora, un doppio protocollo d'intesa è stato siglato oggi dal Comune di Trieste con Acegas APS Amga ed Estenergy per venire incontro alle famiglie in difficoltà con il pagamento delle bollette. Ne ha parlato alle ore 13 l'assessore alle politiche sociali Massimo Toniolli. Parliamo sempre nello spirito di insieme di 2 protocolli che abbiamo firmato questa mattina con Acegas APS Amga e con Estenergy. Qual è l'obiettivo di questi protocolli? È quello di venire incontro
alle famiglie, alle cittadine e ai cittadini che non riescono a pagare le bollette perché sono sempre più care. Questo è il tema. Lo spirito è quello di venire incontro a queste persone, di capire situazione per situazione quella che è l'entità, la difficoltà, il debito ovviamente, e poi da parte del Comune saldare diciamo, il 50% di questo debito, il restante 50% dilazionarlo e quindi rateizzarlo. Questo è molto importante farlo con grande tempestività, perché ovviamente gli importi sono ancora contenuti e fa sì che questi importi non crescano fino a diventare dei problemi irrisolvibili. Quindi veramente una cosa utile per le persone perché le bollette sono sempre più care. Noi contiamo di aiutare alcune centinaia di famiglie nel superare questi momenti di difficoltà e in totale diciamo che come assessorato abbiamo oltre 1300 famiglie in totale, oltre a questo protocollo ovviamente, che aiuteremo nel pagare le bollette. E siamo alla pagina di cronaca. Spacciava droga fuori dalle scuole triestine ed aveva una precisa lista di clienti, forniture e pagamenti. Il tutto a soli 15 anni d'età. Il giovane è stato scoperto dagli agenti della polizia locale grazie al fiuto del cane Conan. È stato il fiuto del cane Conan a permettere di mettere le mani sullo spacciatore delle scuole triestine, un ragazzo che a soli 15 anni d'età gestiva una rete di spaccio consolidata, fornendo le sostanze più disparate a una vera e propria lista di clienti abituali. L'operazione della polizia locale, anticipata dal quotidiano Il Piccolo, è scattata in via Monte San Gabriele, su un muretto a poca distanza dagli istituti Volta e Max Fabiani. Il giovane, in compagnia di alcuni ragazzi, aveva nello zaino diversi tipi di sostanze e la considerevole somma in contanti di 3.500 euro provento dell'attività di spaccio. Un giro che, stando alle indagini, alimentava proprio recandosi all'uscita delle scuole di Trieste. Il pusher, che in un primo momento aveva cercato di nascondere una dose di hashish agli agenti del nucleo interventi speciali presente sul posto, ha poi dovuto cedere alla perquisizione. Nello zaino sono state trovate buste di MDMA e pasticche di LSD, oltre ai contanti. Dunque è scattata la perquisizione domiciliare, dove la locale ha scoperto, oltre ai bilancini per la preparazione delle dosi e altra droga, anche la lista completa dei clienti con i dati dei pagamenti e delle sostanze fornite. Lo spacciatore, con precedenti per droga alle spalle e un'assegnazione del tribunale al SERT da parte del giudice per i minori, è stato denunciato e dovrà tornare a vedersela con la giustizia. È stato presentato questa mattina il nuovo collegamento fra Trieste Airport e Milano Linate, presentata anche dalla compagnia che lo garantirà, Air Italia, la nuova serie di collegamenti con la Sardegna, doppia in realtà il collegamento con l'aeroporto di Alghero e con quello di Olbia. Umberto Bosazzi. Sono 2 i voli che dal lunedì al venerdì, a partire dal 1° di luglio, garantiranno di nuovo il collegamento fra Trieste Airport e Milano Linate. In un momento in particolare in cui il tema delle ferrovie è soggetto spesso e volentieri a interruzioni, sospensioni dovute ai necessari lavori di efficientamento e miglioramento e implementazione delle linee ferroviarie su tutto il tessuto nazionale, è chiaro che in questo caso la continuità territoriale diventa ancora più strategica. Da Trieste i voli partiranno alle 7:30, arrivo a Milano alle 8:30 e alle 18 arrivo a Milano alle 19. Da Milano faranno ritorno alle 9:35, arrivo a Trieste alle 10:35 e alle 20:10 arrivo a Trieste alle 21:10. È un collegamento fondamentale, strategico per la nostra regione, che finalmente riusciamo a ripristinare a partire dal 1° luglio. È stato possibile ripristinare questo collegamento in così breve tempo, dopo che Alitalia ha interrotto il servizio, soprattutto grazie alla costanza, alla perseveranza dell'assessorato dei trasporti e del presidente Federica. Sì, la continuità territoriale è stata dimostrata in questi anni, non solo nella regione Friuli Venezia Giulia, è fondamentale per le regioni più distanti, insomma, dai centri nevralgici come Milano e Roma, una garanzia per fare in modo che i nostri cittadini, le imprese, insomma, tutti quelli che sono
sono le connessioni di natura economica e di lavoro, possano garantire di poter andare in giornata, appunto di recarsi in giornata in uno di questi luoghi. A garantire il collegamento al momento fino al 31 gennaio, ma vi sarà anche una gara strutturale per 3 anni, è la compagnia Aero Italia, che già opera da Ronchi a Salerno e che ha in programma altri 2 collegamenti su Trieste. Basando qui un aereo abbiamo deciso anche di aprire qualche rotta nuova, inizieremo subito da agosto con Alghero e Olbia, Olbia 3 volte alla settimana e Alghero 2 volte alla settimana. Il collegamento sarà operato da un ATR 72 con una disponibilità di 68 posti. Allora ci fermiamo un istante per la pubblicità, ci troviamo tra poco con altre notizie e servizi. Seconda parte del nostro telegiornale, l'iniziativa centroeuropea Lince, che ha sede a Trieste, ha riaffermato il proprio convinto sostegno all'Ucraina partecipando alla conferenza di Danzica, il principale appuntamento internazionale dedicato alla ricostruzione del paese. Nel corso della sessione plenaria il segretario generale del Lince, Franco Dal Mas, ha ribadito come la ricostruzione dell'Ucraina rappresenti una sfida che riguarda l'intera Europa e richiede un impegno condiviso da parte delle istituzioni internazionali, delle autorità nazionali e locali e del settore privato. Lo sentiamo. È assolutamente evidente che l'Unione Europea prende atto che senza l'Ucraina non c'è difesa dell'Europa e dalla difesa dell'Ucraina si costruisce e si difende l'Europa. Ecco perché l'apertura dei negoziati verso l'Ucraina, così da Moldova, insieme all'ingresso dei Balcani occidentali costituiscono dei pilastri attraverso i quali si ricostruisce l'Unione Europea, o meglio si riunifica l'Europa. In un momento di instabilità generale del mondo il continente europeo ritrova la sua identità. Questo è il messaggio. Allora, il punto ora sulla nuova proprietà americana che ha rilevato la Pallacanestro Trieste da Paul Matjasic e naturalmente su quello che riuscirà a fare, ovvero per quanto tempo manterrà in mano effettivamente la società e con quali obiettivi. Risponde al nome di Newport Holdings LLC, il gruppo americano che ha acquisito le quote di maggioranza di Cotogna Sports Group, cioè il 99% di Pallacanestro Trieste. Il restante, come noto, resta in mano al consorzio Trieste Basket. Stando a quanto reperito attraverso le informazioni in rete, negli Stati Uniti Newport Holdings opera come fornitore di soluzioni di capitale, offrendo prestiti a breve termine garantiti da attività immobiliari a investitori che acquistano immobili per rivenderli rapidamente e a proprietari di immobili destinati alla locazione. Come già anticipato ieri da Tele4 nel nostro TG, il consiglio di amministrazione di Cotogna Sports Group ha deciso di indicare Connor Barwin, attuale socio di minoranza e componente del CDA, come prossimo presidente di Pallacanestro Trieste. L'imminente nomina di Barwin, ex giocatore di football dell'NFL, rappresenta un segnale forte e una chiara scelta strategica, essendo una figura già presente all'interno della compagine societaria fin dall'arrivo di Cotogna Trieste nel 2023. Il suo incarico garantisce di fatto una totale continuità per il progetto biancorosso. Vanta già una profonda conoscenza dell'ecosistema cestistico italiano, scrive in una nota la società, e più nello specifico delle dinamiche e dei valori del nostro club. Il general manager Michael Arcieri continua a guidare le operazioni quotidiane dell'organizzazione, sia per quanto riguarda l'area sportiva che quelle del business operation. Resta da capire ora quale sarà il budget affidato allo stesso GM di New York per allestire la squadra. Intanto questa mattina sulla questione Pallacanestro Trieste è intervenuto anche il governatore Massimiliano Fedriga. Più tranquilli sicuramente, noi abbiamo lavorato, come penso molti di voi sapete, sotto traccia, perché penso che le cose si dicano quando lo si ottengono, non con annunci precedenti che penso siano dannosi. Oggi abbiamo risultato sicuramente una stabilità della situazione. Adesso dovremo confrontarci con la nuova proprietà, capire quali sono le prospettive e rispetto a quello faremo anche le valutazioni come Regione. Noi come sempre vogliamo supportare lo sport, oltretutto delle massime serie che il Friuli Venezia Giulia può esprimere.
E altra notizia del giorno per quanto riguarda la Pallacanestro Trieste. Pallacanestro Trieste e Roma 2 Brescia saranno escluse dalla prossima Basketball Champions League, la Coppa Europea a cui si è partecipato nell'ultima stagione, a favore di Reggio Emilia e Varese. La decisione non riguarda il merito sportivo, ma è stata presa oggi dalla FIBA perché non hanno convinto le argomentazioni della società triestina dopo un'indagine avviata dallo stesso organismo nazionale che governa la pallacanestro in sede europea. L'esclusione di Trieste è dovuta a una questione di solidità e trasparenza societaria. A pesare sulla decisione finale è stato quanto accaduto l'anno scorso con il Trapani Basket, quindi per evitare diciamo così, problemi di partecipazione la FIBA ha deciso di escludere la Pallacanestro Trieste e Roma 2 Brescia dalla BCL. Naturalmente vi terremo aggiornati sulle prossime notizie in casa Pallacanestro Trieste. Cambiamo decisamente argomento, lezioni a cielo aperto tra i sentieri del Carso per una cinquantina di bambini dei centri estivi, in campo i guardiacaccia e i responsabili del centro naturalistico di Basovizza per far conoscere le diverse specie e insegnare i comportamenti corretti. C'era per noi Laura Buccarella. Alla scoperta della natura e dell'eccezionale biodiversità del nostro Carso, del nostro territorio. Una cinquantina di bambini del centro estivo della scuola di Trieste delle Dimesse sta partecipando a uno di questi corsi organizzati dalle guardie venatorie della Federcaccia. Uscite sul campo promosse ormai da qualche anno con il supporto dell'Unione Cacciatori Zona Alpi che si affiancano alle lezioni a scuola, a volte anche con l'apporto dei falconieri. L'obiettivo è soprattutto quello di educare i bambini e i ragazzi che poi possono trasmettere in famiglia queste conoscenze al comportamento corretto e rispettoso in mezzo alla natura. E oggi, oltre al riconoscimento della fauna e flora, verranno anche spiegati quali sono i comportamenti da adottare. Ad esempio proprio in questo periodo di cuccioli, di piccoli di capriolo, di cervo, tutto quanto è importante non toccarli, anche se uno pensa che siano in stato di abbandono. E purtroppo ogni anno i centri di recupero della fauna selvatica accolgono sempre degli animali che vengono portati da cittadini che magari mossi da sensazione insomma, di avvicinanza verso l'animale gli creano soltanto dei grossi problemi proprio per la sua sopravvivenza. Poi il fatto di entrare dentro un bosco in silenzio e di ascoltare il canto degli uccelli senza fare confusione. La nostra funzione è quella di controllare e verbalizzare quando ci sia la necessità. Purtroppo abbiamo, come diceva prima il Presidente Merlini, abbiamo tante richieste per quanto riguarda i cani liberi che creano molto danni alla fauna selvatica. Il 22 settembre partirà un corso di 9 guardie venatorie a Trieste, quindi chi vuole può iscriversi a questo nuovo corso. Noi del Centro Didattico Naturalistico di Basovizza è veramente da tantissimi anni che lavoriamo con le scuole specialmente proprio per poter dare ai bambini una visione dell'interezza dell'ambiente e di come l'uomo si deve anche comportare. È stata inaugurata questo pomeriggio a Gorizia la mostra Intrecci di segni e fili. Giorgio Celiberti incontra il merletto goriziano a cura dell'ERPAC. Nasce dal dialogo fra tradizione e ricerca la mostra Intrecci di segni e di fili. Giorgio Celiberti incontra il merletto goriziano. Un progetto che mette in relazione il linguaggio artistico del maestro friulano con l'eccellenza delle merlettaie di Gorizia. L'origine dell'iniziativa risale ad alcuni anni fa. Nata dall'incontro di Giorgio Celiberti con la scuola Merletti qualche anno fa. E in quell'occasione lui è un artista molto generoso, ha donato dei bozzetti. E lì è nato subito il confronto creativo tra le maestre merlettaie ed è iniziata la fase di progettazione. In questo modo i segni laceranti delle opere di Giorgio Celiberti, che spesso esprimono la sofferenza umana, si ricompongono nell'equilibrio, nell'armonia, nella perfezione dei fili goriziani. Maestro Celiberti, le vorrei chiedere quale impressione le fa questa traduzione in versione merletto dei suoi disegni, delle sue opere.
è una sorpresa stupenda, è una cosa fatta con grande gusto, con grande capacità anche tecnica. Mi sorprende soltanto in bene, solo in bello, solo una cosa affascinante questa. Valeva la pena di fare la mostra a Gorizia soltanto pensando a queste cose qua. Il risultato è una collezione di opere uniche che sono entrate a far parte del patrimonio storico della Scuola Merletti nel 2019, ma che vengono presentate al pubblico soltanto oggi. La mostra rappresenta quindi un'occasione preziosa per condividere questo patrimonio con la città di Gorizia e con i numerosi visitatori italiani e stranieri dello showroom del Merletto Goriziano in Corso Verdi. La mostra resterà allestita fino al 26 settembre a Gorizia. Una mostra che celebra l'arte del maestro Celiberti e anche l'arte e le grandi capacità delle nostre maestre merlettaie. Il Merletto Goriziano è un patrimonio, è veramente un patrimonio per tutta la nostra regione, è una tecnica che si è affinata come sappiamo nei secoli, ma che ha saputo poi integrare innovazione, capacità di interpretazione artistica e soprattutto il disegno, che è la particolarità della scuola del Merletto Goriziano. È tutto per questo telegiornale, restate con noi.